risolve. Martedì 28 luglio, San Nazario, è il 210° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 156 al termine. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:43. La luna si leva alle 14:56 e tramonta a 00:31. Sembra che in questo giorno sia rientrata a Venezia la trionfale spedizione comandata dal doge Pietro Orseolo II, che d'ora in avanti si dichiarerà anche Duca di Dalmazia. Le previsioni per domani. Tempo per lo più soleggiato in pianura, almeno fino al pomeriggio. In montagna inizialmente soleggiato, poi annuvolamenti piuttosto diffusi che potranno interessare anche pedemontana e pianura nel pomeriggio sera. Probabili rovesci o locali temporali in montagna dal pomeriggio e qualche fenomeno in estensione alla pianura verso sera. Temperature minime in ulteriore aumento, massime stabili in pianura, in diminuzione in montagna. Risalendo il Piave verso i confini bellunesi, inevitabile il passaggio per il ponte di Vidoro. È uno degli antichi e forse più importanti passi di questo fiume, un tempo esclusivo appannaggio dei traghettatori, ma anche della vicina abbazia benedettina di Santa Bona. E andando più in là, seguendo le collinette dove regna il prosecco, in un disegno geometrico che affascina ad ogni stagione, collinette che cingono dal basso le Prealpi trevigiane, arriviamo a Col di Bertaldo. Secondo un'ipotesi, il nome l'avrebbe dato uno dei cavalieri longobardi, lasciato di stanza durante le invasioni, considerando che da questa sommità, dove oggi c'è la chiesa, si controlla tutto il tratto che collegava l'Augusta Altinate al passo di Vidor e alle cinture dell'Asolano. Berta dal germanico illustre famoso e Valdaz, ovvero capouomo potente poi latinizzato in Bertaldus e quindi Colle del Potente e famoso cavaliere. Probabilmente esisteva già un castrum alla calata dei barbari, ma la presenza di questo vassallo imperiale e le opere di fortificazione che mise subito in atto dettero a Colbertaldo maggior prestigio in tutta la vallata, tant'è vero che nel 1200 Treviso accoglie nel maggior consiglio anche un Dal Colbertaldo, proprio nel momento di massimo splendore e potenza della Marca trevigiana, un castello che solo 35 anni dopo venne distrutto come molti altri divenuti difficili da gestire nella turbinosa epoca medievale. La chiesa, dedicata a Sant'Andrea, sorge dove probabilmente c'era la cappella interna al castello. La storica era datata 1742 e crollò sotto i colpi della Grande Guerra, ma quello che vi proponiamo nella visita a Colbertaldo è la singolare caccia al tesoro tra i nomi delle vie, quasi tutte di origine antichissima, raccontano ancora oggi un pezzo della nostra storia ancora tutta da scoprire.